Alleluia, 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 alleluia. Perché sto facendo alleluia? Beh, perché cazzo è tornato Ludmillo finalmente. O meglio, non è che è tornato, perché lui comunque è ancora a Chernobyl, però cazzo almeno si sa dov'è. Ha risposto finalmente, no? Perché prima non rispondeva. Anche se chi lo dice che sta dicendo la verità, magari a fare altro. Anche perché mi ricordo un episodio della All Friuli in cui lui era andato a puttana una volta invece di lavorare. Non so se vi ricordate, però mi ricordo che una volta era andato a donne da facili costumi anziché andare a lavorare con Happy Farming. Ad ogni modo, benvenuti in questa recensione della Old Friuli. Eccoci qui, Old Friuli. Eh sì, Old Friuli. Old Friuli, ottavo episodio della nuova stagione della Old Friuli. Godetevi queste belle palle di mucca. Old fucking Friuli, eccoci qua. E parliamone perché a parte il ritorno di Ludmillo abbiamo tanti scoop. Ad esempio, Leslie è sposato da 15 anni e non ha figli a quanto pare. E il bello è che Paolo poi mi ha risposto nel commento che ho fatto che in Hangover 2, in Una notte dei leoni 2, lui lo diceva che era sposato e ora me lo ricordo, era la scena in cui Alan, Phil e Stu con il tatuaggio di Mike Tyson in faccia, si risvegliano a Bangkok e c'era anche Leslie con la scimmia. Poi Leslie sniffa una striscia di coca e loro pensano che sia morto e lo mettono nel congelatore, là, nella macchina frigorifera lì. Minchia, una roba, io me l'ero scordata, perché io effettivamente da un po' che non guardo i film di Una notte da leoni, però io i film li conosco bene, solo che sono caduto proprio in un pezzo in cui, cazzo, l'avevo completamente rimosso, avevo questo dettaglio, o non ci avevo mai fatto caso, però il film l'ho visto, me lo ricordo, quindi mi dispiace solo non aver colto la citazione durante il commento che ho fatto a Happy Farming, però comunque sono un grande fan della trilogia. Però mi ero totalmente dimenticato che Leslie era sposato, quindi mi sento molto vergognato di questo, però la vita è questa. Comunque, Leslie dimostra molta lealtà, nonostante sia uno che si rompe il cazzo a lavorare e che comunque, insomma, è pigro, si vede, e comunque Happy Farming spesso deve rimproverarlo, deve riprenderlo, deve metterlo in riga, però nonostante questo bisogna dare a Leslie ciò che è di Leslie, a Cesare quel che è di Cesare, perché effettivamente Leslie è leale, nel senso che invece di stare a trombare con la moglie, lui preferisce lavorare con Happy Farming, quindi questo lo rende molto molto leale. Un rompicoglioni, ma comunque leale. Poi Ludmilla è vivo, sono contento perché io pensavo fosse morto, ma chi lo dice che a Chernobyl? A me serve una prova che sia a Chernobyl. Dice che a Chernobyl perché c'è la guerra tra Ucraina e Russia, ha fatto un casino con i russi, non so bene di cosa si tratta, di cosa si possa trattare questo casino con i russi, però ecco, se magari ci dà un insight nel prossimo episodio, Ludmillo, con una telefonata anche, sarebbe il massimo. Dice che forse tra qualche settimana ci degnerà della sua presenza, Ludmillo Kalinchenko, Kalinchenko, perché non ci sbrighiamo da quel cazzo di Chernobyl? E poi il cane è andato e non ritornerà mai più, mai più. Roba che neanche Bocelli, anche nei video, Paolo, Anche nei video sono andato e non torno più, Sono qui, caro, sono qui. Non vado da nessuna parte, tesoro. Non vado da nessuna parte. E niente. L'episodio è molto semplice di questo All Friuli e vi ricordo di ricordarvi sempre che ogni giorno è l'Happy Paolo Day, in onore dei vecchi tempi del canale, Happy Paolo Day, sempre Happy Paolo Day a tutti,
Sempre, sempre, sempre. Happy Farming, Happy Paolo, Happy Leslie, Happy Ludmillo Day a tutti. Ogni giorno il Paolo Day, ogni giorno. Quindi parlo solo io, solo io, porca puttana, solo io, solo io, solo io, solo il Paolo Day. È solo il Paolo Day, porca Madonna, è solo il Paolo Day. Ecco, solo il Paolo Day. Fine, ciao.